Comandante, crediamo che la prevenzione sia proprio alla base della sicurezza. Sì, ha detto benissimo. Aggiungerei a questo precetto fondamentale della prevenzione che lei ha citato un termine per me rilevante: consapevolezza. Noi come Vigili del Fuoco ci occupiamo del dispositivo di soccorso, ci occupiamo di elementi amministrativi di sicurezza, di misure di prevenzione, di normazione tecnica. Direi che è importante che noi tutti, oltre gli obblighi, le cogenze e i rispetti normativi, trasmettiamo alla collettività questo principio della consapevolezza. Investiamo sulla collettività, investiamo sulle generazioni future. Ha già detto in ampiezza e dettaglio il prefetto. Come vedete, oggi in conferenza stampa non c'è solo il comandante, c'è una rappresentativa importante dei colleghi del comando, perché questa progettualità con i 2 bandi paralleli condivisi con l'ufficio scolastico regionale di Agrigento, grazie prefetto per aver sposato e dato ulteriore rilevanza a questi aspetti, ha impegnato tanto il comando, ma per noi più che un impegno la vediamo come un'opportunità a beneficio collettivo. È stato un impegno importante, ci permetterà di migliorarci noi stessi nel trasmettere alla collettività, alle nuove generazioni, l'importanza della sicurezza, la sicurezza come diritto, ma per poter cogliere questo diritto di sicurezza importante per noi tutti, nei progetti le nuove generazioni ci aiuteranno a interpretare un piccolo dovere di ognuno di noi per avere questo guadagno di sicurezza. Quindi un piccolo impegno di ognuno di noi, ad esempio nel chiamare i soccorritori o nell'avere la percezione del rischio effettivo concreto. Ci sarà la macchina dei soccorsi, ci sono le misure di sicurezza, però ripeto, è importante che noi tutti, e in particolare le nuove generazioni, grazie alla consapevolezza di una percezione, non vuole essere un qualcosa che metta timore, ma che dia contezza, che come vedete dall'abstract dei progetti, un progetto è tagliato per gli studenti delle scuole medie e un progetto è tagliato per stimolare la creatività degli istituti superiori. Come vedete da questi progetti vogliono essere veramente direttamente, concretamente capaci di dare sicurezza a noi tutti. Io ho colto subito l'occasione che mi ha proposto il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco per questa giornata in cui proprio il 27 di febbraio, quando ricorre proprio la ricorrenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di sensibilizzare con le giovani generazioni. I bandi che sono stati predisposti di concerto dal comandante provinciale dei Vigili del Fuoco e dal dirigente dell'ufficio scolastico mira principalmente proprio alla sensibilizzazione, alla conoscenza di quelle regole fondamentali ma anche elementari che bisogna osservare per chi frequenta locali, intrattenimento, di pubblico spettacolo. Il mondo giovanile sappiamo che alla luce dei recenti fatti accaduti in territorio elvetico, ci insegnano pure che bisogna tenere conto di tante componenti, quindi non solo il rispetto da parte dei ragazzi che frequentano i locali di intrattenimento di quelle regole essenziali, con il maneggio di fiamme libere come è il caso di specie, ma soprattutto da parte dei titolari, dei gestori dei locali, perché anche loro sono tenuti all'osservanza di regole e di norme che dettano proprio la gestione di queste attività. Vi devo dire che proprio questa mattina, nell'ambito di un comitato ordine e sicurezza pubblica a cui ha partecipato anche il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, abbiamo messo pure a punto tutto ciò che riguarda le più recenti direttive che sono state emanate dal Ministero dell'Interno, proprio una circolare a firma del Ministro, che trae spunto proprio da quanto accaduto a Crans Montanà, e quindi da lì la necessità che da parte degli organismi tecnici così effettuino pure dei controlli mirati in questi locali dove si svolgono attività che molto spesso non corrispondono a chi ha ottenuto una licenza per una determinata attività, quindi si svolgono poi attività complementari che poi vanno a detrimento anche di coloro che fruiscono
di queste attività di pubblico spettacolo, di intrattenimento. Ritornando a questa progettualità che è stata messa a punto dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e dall'Ufficio Scolastico Provinciale, io non posso che attribuire un grande applauso e la massima condivisione, perché come detto va a incidere sulle giovani generazioni, sugli studenti, e si fa in maniera tale che almeno loro apprendano quali sono le regole elementari e soprattutto avere già come punto di riferimento chi opera materialmente e giornalmente nella salvaguardia e nella tutela dell'incolumità di coloro che fruiscono di queste attività. Quindi io ho colto subito con grande entusiasmo la proposta del comandante Barbera di promuovere nelle istituzioni scolastiche del nostro territorio questo progetto, che si inserisce perfettamente nell'ambito di quelle che sono le linee guida ministeriali recentemente aggiornate dal Ministro dell'Istruzione e del Merito Valditara in tema di curricolo verticale di educazione civica, che prevedono per la prima volta proprio l'inserimento tra i temi che devono essere necessariamente affrontati in ambito curricolare dalle scuole, il tema della cultura della sicurezza a 360 gradi. Peraltro questo progetto coglie bene anche quello che è il nuovo spirito dell'insegnamento dell'educazione civica, per come è stato concepito dall'attuale governo, dall'attuale ministro dell'istruzione, in quanto si è compreso come nella formazione dell'uomo e del cittadino di domani, che è l'obiettivo principale dell'insegnamento di educazione civica, non ci si può limitare ad una trasmissione nozionistica dei saperi, ma bisogna incidere su quelle che sono le competenze degli alunni, degli studenti, competenze intese come sapere, ma anche come saper essere e come saper fare. E questo lo fa benissimo questo progetto, che invita gli studenti non soltanto ad essere soggetti passivi della trasmissione di nozioni, ma protagonisti nella costruzione di queste specifiche competenze.